di un viaggio in Sicilia. Allora, infatti, a stonda sarà fatto in due tempi. Prima abbiamo ascoltato un filmetto di Lidia Morfino che ci dà uso parere nanta o siciliano. E dopo vi daremo un filmetto che abbiamo fatto in cui Jean-Baptiste Lega, le plus grand parolier et chanteur de Corse, con Luc-Antoine Carlini e con Matteo, con mica qui. E infatti abbiamo appena studiato a Sicilia, uso aspetto storico, linguistico e culturale. E così dopo faremo appena un punto in tutto questo e sarà l'occasione di fare un dibattito e di dire ciò che noi pensiamo di Sicilia, di un rapporto tra le isole, un rapporto tra le lingue. E così proveremo di fare appena un dibattito. Ecco, allez, possiamo vedere il primo filmetto. Je laisse cette langue de cœur à moi parce que ma langue du cœur, c'est la langue de mon enfance, c'est la langue de ma construction, de ma croissance. J'ai grandi, j'ai été bercée par le sicilien parce que c'est dans une famille typiquement sicilienne, typiquement méditerranéenne, on a les apports des grands-parents qui sont fondamentaux et qui sont une grande richesse. Donc j'ai grandi avec mes parents, mais aussi avec mes grands-parents qui ont partagé tous les moments de vie. Et donc, j'ai dans l'oreille toujours la langue, j'ai ma grand-mère qui parle sicilien, ma grand-mère qui parlait sicilien avec ma mère aussi. Et à nous, les enfants, on nous parlait italien, mais le sicilien m'a bercé. È vero che quindi sono siciliana, come dicevo sono siciliana prima di tutto, culturalmente, ma sono italiana politicamente, non lo metto in discussione. Però è vero che questo essere siciliana in cosa si traduce? Si traduce innanzitutto nell'appartenenza, nell'attaccamento a un luogo che impariamo in modo naturale a amare e detestare per certi aspetti, ma con quasi la pretesa di poterlo detestare solo noi. Si accetta malvolentieri la critica che viene dall'esterno, però non per questo è falsa. Certo, io da siciliana amo profondamente la mia Sicilia e allo stesso tempo ci sono delle cose inaccettabili e orrende contro le quali bisogna lottare, come la mafia e tanti altri problemi. Ma allo stesso tempo è questa la Sicilia, è una terra di contrasto, è una terra di eccessi, bellissima, luminosissima, ma come può essere pure molto buia. E abbiamo una lingua siciliana che è un po' il riflesso di questa identità forte. E questa lingua in me, come dicevo, è una lingua che mi ha accompagnato nella mia crescita, ce l'ho nei miei ricordi, nel ricordo della voce di mia nonna e di mia madre, perché mia madre parla ancora il siciliano, lo parla con sua sorella, con mia zia e lo parla da persona colta, perché bisogna pure fare una riflessione su questo. Mia madre è professoressa di lettere, quindi capiamo bene che quando una professoressa di lettere parla siciliano e quando una professoressa di lettere parla italiano non c'è possibilità di confusione. L'italiano sarà un italiano perfetto, bello, elegante e il siciliano sarà un siciliano bello, perfetto e elegante. Però è pure vero, ed è questo il siciliano che ho sentito io, vero, comunque genuino, non è un siciliano di costruzione, genuino, però è pure vero che il siciliano, c'è anche un siciliano che riguarda una realtà sociale e che rispecchia una realtà sociale, quindi abbiamo il siciliano degli ambienti un po' più degradati, dove forse la cultura arriva con più difficoltà. Quel siciliano per alcune persone può essere ritenuto un freno perché porta a parlare un italiano tradotto. E in quel caso possiamo avere degli errori nella lingua italiana che io riconosco subito venire dall'influenza del siciliano e dal dialetto, perché è vero che si parla di lingua siciliana perché è una lingua regionale parlata da 5 milioni di siciliani in Sicilia e da 5 milioni forse nel mondo, però all'interno del siciliano ci sono i dialetti e nel mio caso è quello messinese. Quello che ho nell'orecchio è il messinese di mia nonna. Noi diciamo Vaddari, la televisione, invece verso Palermo, verso Catania si dice tagliare, ma lo capiamo tutti. E questo è il mio siciliano di cuore, ed è vero che ho piacere di ritrovare al teatro, per esempio,
ma allo stesso tempo quando lo devo ripetere, se lo devo pronunciare, ho l'impressione di imitare. Ma imito chi? Mia nonna, mia madre, quindi allo stesso tempo mi fa piacere pure. Quindi non so se la mia situazione è comune a quella di altri siciliani nella mia stessa posizione forse sociale, però non c'è un tipo di siciliano, non c'è una lingua siciliana, ce ne sono tante e sono tutte hanno tutte lo stesso valore perché contribuiscono tutte a restituire quello che è il siciliano oggi, la Sicilia oggi, che è una lingua viva, parlata, salvata pure dagli emigrati, perché abbiamo spesso gli italiani che vivono in Argentina e che vengono una volta ogni 10 anni, tornano in Sicilia una volta ogni 10 anni per incontrare un cugino e parlano un siciliano, che ritroviamo il siciliano dei nostri nonni per esempio, e io ho avuto proprio a Pasqua sono tornata a casa, ho fatto Pasqua in famiglia e ci sono stati dei cugini di mia madre che sono venuti dalla Svizzera. Tra cui la figlia, una ragazza, quindi è nata in Svizzera, cantone tedesco, e parlava quindi un po' l'italiano e ogni tanto usciva delle frasi in dialetto e avevo l'impressione di sentire mia nonna, perché effettivamente il siciliano che questa ragazza sentiva era il siciliano di sua nonna e che era lo stesso della mia e che forse oggi non è lo stesso che se lo sentiamo pronunciare al mercato per esempio o tra due professori che scambiano due chiacchiere bevendo un caffè. È vero, quindi si parla di siciliano e il siciliano è una lingua, perché l'ho scoperto, non mi ero posta la domanda quando ero più piccola, ma negli anni ho scoperto che il siciliano è una lingua regionale ed è una lingua che è indipendente comunque dall'italiano, perché non è nata dall'italiano il siciliano è nato, si è costruito, è nato dal latino volgare. Quindi un po' possiamo dire che è equidistante con altre lingue regionali italiane, quindi è nato, anzi alcuni dicono che forse la più antica, ma questo è da vedere e da provare. Quindi il siciliano è una lingua che ha prodotto la prima letteratura anche italiana, perché comunque abbiamo la scuola poetico-siciliana alla corte di Federico II ed è stata la prima forma di letteratura italiana, l'abbiamo avuta in Sicilia alla corte di Federico II e anche Dante Alighieri lo riconosce nel suo trattato sulle lingue, il De Vulgari Eloquentia, che è l'opera scritta in latino, ma in cui Dante prende in esame i volgari italiani e parla del siciliano come volgare illustre e che proprio ha prodotto la letteratura. Oggi non resta quasi più niente di queste produzioni in lingua originale, tranne due, di un protonotaro, uno scrittore protonotaro di Messina e un altro scrittore che era il figlio del re. Perché poi le altre poesie sono state ricopiate in toscano, nel fiorentino, quindi oggi quelle che abbiamo sono state riscritte in toscano, ma è riconosciuta, è nata la scuola poetico-siciliana, quindi per dire, quando si parla di una lingua che deve avere una sua letteratura, la Sicilia ha una sua letteratura. Chi ama la letteratura italiana non può ignorare Verga con il verismo, Pirandello. Ma da un punto di vista puramente linguistico, oggi, quando si parla di lingua siciliana, non possiamo dire che la lingua siciliana è uguale dappertutto. In Sicilia abbiamo, da un punto di vista amministrativo, avevamo 9 province, oggi abbiamo 3 città metropolitane, Palermo, Catania e Messina, e poi consorzi che corrispondono grosso modo ai territori provinciali. Ma da un punto di vista linguistico, non solo ogni città quasi ha il suo dialetto, ma bisogna dire che quasi ogni comune ha delle variazioni a livello di vocabolario, a livello di cadenza. Grosso modo si parla di circa 7 o 8 dialetti nell'ambito del siciliano. C'è quello nord-occidentale che corrisponde alla provincia di Palermo, poi c'è quello messinese che corrisponde alla provincia di Messina, grosso modo, più alla parte di Reggio Calabria. Reggio Calabria è il solo territorio fuori extramuro siciliano, diciamo, dove si parla un dialetto siciliano, perché è un dialetto che fa parte della lingua siciliana. Poi ci sono gli altri dialetti che corrispondono grosso modo sia alle province
il catanese, anche se viene chiamato, se non sbaglio, dialetto orientale, ma corrisponde grossomodo al catanese. Poi c'è il ragusano, poi c'è un dialetto di Pantelleria che è parlato nell'isola di Pantelleria. Il messinese si parla pure nelle isole Eolie, ma ci sono delle cose specifiche delle isole Eolie, il liparese. Quindi c'è un'immensa varietà linguistica. È vero che il mio siciliano, il mio è messinese, ma allo stesso tempo quello che ci unisce, comunque ci capiamo tutti i siciliani. È un lavoro che è stato fatto un po' assolutamente non scientifico, ma che ha dato una certa riconoscenza anche alla lingua siciliana oggi. È stato fatto da Andrea Camilleri, che è uno scrittore che ha avuto un successo immenso e che ha ancora oggi un successo immenso, forse tra gli scrittori che vende di più, e che ha creato una lingua, perché lui non si può dire che scriva in siciliano. Andrea Camilleri ha creato la lingua Camilleri, ma allo stesso tempo ha sottoposto agli italiani la bellezza della lingua siciliana, perché è partito dal siciliano della sua zona, Porto Empedocle, quindi il sud, veramente è partito da una struttura italiana lui, ma ha farcito l'italiano con delle espressioni dialettali, con un vocabolario, e allo stesso tempo anche oggi un italiano del nord, che forse è la prima volta che ha letto un libro di Andrea Camilleri, non ha capito granché, a forza di continuare la lettura, perché comunque la storia è saporita, è interessante, anche un italiano del nord adesso capisce tantissimi termini siciliani, perché fino alla fine sono delle convenzioni. Quando un termine se Camilleri chiama l'orologio rilogio e lo chiamerà sempre rilogio, a un certo punto ci rendiamo conto, identifichiamo che cos'è un rilogio, come la stessa cosa di tagliare. Lui dice tagliare invece di guardare o guardare. E quindi questo è un lavoro che ha fatto Camilleri, che mostra comunque come il siciliano, nonostante sia vario, è comunque una lingua che può essere capita e amata, perché è amato il siciliano. C'è chi ama la lingua siciliana. Oggi il siciliano è parlato, ma allo stesso tempo non è parlato dappertutto e in tutte le occasioni. Il siciliano resta la lingua intima, resta una lingua d'affetto, è una lingua di rilassamento, di riposo, però è pure vero che nonostante possa essere una lingua perfettamente bella e comprensibile come quella, cioè, nella mia mente ho l'esempio di mia madre, ma mia madre non le passerebbe mai per la testa ad andare in banca e chiedere un servizio in siciliano, o se va dall'avvocato non parla in siciliano. Quindi questo resta comunque un filtro. È vero che c'è una piccola differenza nella realtà urbana e nella realtà paesana, perché per esempio mi accorgo che all'università gli studenti tra noi parliamo italiano, è la lingua, i ragazzi oggi parlano italiano, ma i ragazzi per esempio che vengono da alcuni paesi in provincia di Messina, avevo un'amica di Montagna Reale che è un paesino, o anche molti ragazzi che vengono dalla Calabria a fare gli studi nell'università di Messina, tra loro parlano il siciliano. Quindi si vede che ancora per esempio nella realtà urbana il siciliano, ancora più nella realtà urbana, il siciliano è una lingua intima, privata, o a volte una lingua considerata per certi aspetti volgare nel brutto senso del termine, quando non è ben pronunciata. Invece nei paesi ancora è una lingua d'affetto e si usa di più. È vero che si usa molto di più nei paesi. Questo veramente sì, mi rendo conto che comunque un po' cosa mostra? Un conflitto interno, perché per esempio per mia madre o quelle come lei non c'è nessun problema di confusione. Per esempio il siciliano è il siciliano, il messinese è il messinese, l'italiano è l'italiano. Ma è vero che la società ha imposto, forse un po' con la dittatura, tra virgolette, della televisione, che l'italiano dello scambio sociale importante, o comunque dello scambio professionale, deve essere l'italiano standard. E quindi ci censuriamo da soli, effettivamente. C'è una censura personale che si fa. Degli eventuali centri o delle eventuali volontà di promuovere la lingua siciliana non conosco nel dettaglio. So che ci sono stati comunque nel passato, negli anni '80, dei movimenti di salvaguardia dell'italiano e anche dei movimenti politici. Sono rimasti marginali, credo. So che da un punto di vista universitario c'è nell'Università di Catania un centro che si occupa di promozione di lingua e cultura siciliana, e allo stesso tempo c'è pure un organismo, ma non ricordo esattamente il nome, in Argentina, quindi questo mostra comunque l'importanza dell'immigrazione
perché sei nato in Argentina e che è molto attivo questo centro, perché pubblica opere, traduce delle opere, anche opere maggiori in lingua siciliana, perché c'è stata questa presenza degli italiani in Argentina che hanno conservato questo legame con la terra e con la lingua. È vero che da un punto di vista politico non sono veramente al corrente di grandi rivendicazioni, so che si sostiene la vitalità della lingua siciliana, ma soprattutto attraverso delle attività culturali. Ecco, il teatro in lingua siciliana è sostenuto, c'erano molte associazioni che lo promuovono, però da un punto di vista istituzionale non lo so, onestamente non sono molto al corrente, non credo che sia comunque ben organizzato in ogni caso. Ci deve essere senz'altro qualche buona volontà, ma forse siamo lontani ancora per ottenere dei veri riconoscimenti istituzionali. La lingua siciliana, non essendo considerata una lingua in pericolo, non viene forse sufficientemente difesa e sostenuta. Ma chissà, forse le cose possono cambiare, perché comunque siamo in un'epoca in cui, presi da questa globalizzazione, ci rendiamo conto di quanto sia importante invece l'identità che passa anche soprattutto dalla lingua. È un lavoro interessante. Effettivamente torno a parlare di Andrea Camilleri, perché Andrea Camilleri, che comunque è un siciliano che porta alto il nome della sicilianità, nonostante abbia vissuto buona parte della sua vita attiva a Roma, ha lavorato per la televisione, per la RAI, ancora oggi collabora, nonostante penso che si avvicini ai 90 anni, ma ha comunque ancora un'attività molto importante nell'ambito della RAI, della televisione e della letteratura, perché continua a pubblicare i suoi libri. E lui ha fatto comunque una lotta, non so se veramente animato da passione politica, ma comunque ha fatto un grande regalo alla lingua siciliana con la sua narrativa, perché è uno scrittore che scrive pure in italiano, ma ha iniziato a scrivere, ha scritto un romanzo interamente in siciliano che è Il Re di Girgenti, ed è un romanzo di una bellezza straordinaria, dove io mi sono ritrovata a ridere da sola davanti a delle pagine che leggevo e rileggevo, ma per la bellezza non solo delle cose raccontate, ma per come sono raccontate, proprio per questa lingua che lui, in questo romanzo Il Re di Girgenti, un siciliano molto vicino al siciliano di Agrigento, che lui conosce bene. Però poi, a parte quest'opera, che è un po' l'unica che si presenta con questa lingua, poi ha creato un personaggio, quello del commissario Montalbano, e quindi sono dei gialli, in cui abbiamo questi gialli che si svolgono in Sicilia e che sono raccontati alcuni dicono in siciliano, ma non è siciliano, sono raccontati in lingua Camilleri, perché Camilleri uomo che vive a Roma, aveva comunque voglia di far leggere le sue opere non solo ai siciliani, ma voleva farli leggere a tutti gli italiani in un primo momento. E quindi che cosa ha fatto? Da uomo erudito e uomo di lettere che è partito dalla lingua siciliana, dalla lingua italiana, dalla struttura italiana, che è quella accessibile a tutti, e ha stravolto determinate strutture linguistiche, ma l'ha fatto in modo molto scientifico, perché per esempio nei suoi romanzi abbiamo ovviamente il prefetto si esprime in italiano, poi abbiamo il commissario Montalbano, che è una persona di cultura, che parla in siciliano, ma con un siciliano chiaro, e allo stesso tempo ma parla in siciliano, quindi per esempio mette il verbo dopo alla fine della frase, tracce latine, ma che troviamo in siciliano. Quando telefoniamo, diciamo, lo dico anche io, quando chiamo casa mia, dico Antonella Antonella è il mio secondo nome, io mi chiamo Lidia Antonella e a casa mi chiamano Antonella, quindi dico Antonella sono, con il verbo dopo, e questo Camilleri lo fa, Montalbano sono, io me lo immagino pronunciato. E quindi Montalbano a volte mette la struttura siciliana pur mantenendo i vocaboli italiani. Poi abbiamo altri personaggi che appartengono a delle classi sociali diverse o a dei territori diversi, in cui questi personaggi parlano veramente il siciliano,
con determinati vocaboli siciliani. Questo cosa ha permesso? Che i suoi romanzi sono stati più accessibili, sono stati accessibili a tutti. In un primo momento ovviamente c'è la difficoltà del vocabolo sconosciuto, però siccome il vocabolo poi è usato con una certa in modo sistematico, poi diventa accessibile a tutti. E quindi lui attraverso questo pretesto dell'italiano come struttura ha fatto arrivare la lingua siciliana dappertutto. E non a caso, a parte che Camilleri è tra gli scrittori più letti in Italia, quindi in Italia, in tutta l'Italia, non solo in Sicilia, assolutamente no, è molto, forse più comprato anche al nord d'Italia. E allo stesso tempo ha talmente interessato la massa, cosa che non succede spesso in letteratura, ha talmente interessato la massa che anche la televisione se ne è accorta e se ne è appropriata, e da anni nella televisione italiana, nella RAI, vengono programmate dei telefilm, delle serie TV con del commissario Montalbano, dove Andrea Camilleri partecipa con le sceneggiature, e abbiamo un regista, Francesco Bruni, che è venuto a Bastia a presentare i suoi film perché è pure un regista di cinema, e Francesco Bruni si occupa pure della scrittura, per trasformare i romanzi e adattarli alla televisione. E questo mostra, e anche nella televisione troviamo questa riproduzione della lingua siciliana. E questo cos'è stato? È stato mettere in onore la Sicilia, senza considerare anche i risvolti economici, perché adesso c'è un gran turismo che viene in Sicilia per ripercorrere i luoghi di Camilleri. Si cerca la città immaginaria Vigata, perché le azioni si svolgono in una città immaginaria Vigata, ma sono comunque girate in Sicilia, quindi si ripercorrono i luoghi, e quindi per la Sicilia è stato veramente un bel regalo che ha fatto Andrea Camilleri da un punto di vista economico e sociale. Quindi è veramente una situazione eccezionale quella di Camilleri. Forse Giacomo volete presentare appena Lidia Morfino e da un pare? Allora, Lidia Morfino è, come voi l'avete capito, è italiana. Italiana, è in Bastia da poi 80 anni, non so quanti anni che la può avere, ma so parecchi anni, forse a metà della sua vita, che è venuta in Corsica e che si è installata in Corsica. Se volete avere di più informazioni, di più particolari innanzi alla sua formazione e il fatto che l'ha portata in Corsica, guardate pure in Romagna, non so più chi messa a giorno, ma parla giusto appunto di maniera che è venuta qui. E dice di noi come la sua formazione linguistica l'ha portata in Corsica. È interessante. E perché c'è stata, un'altra filmata che questa qui dice che la si è stabilita qui, che l'è maritata qui, che ha una figliola, giuga, che gli parla italiano e siciliano, e che Saggi De Lucia parla di no francese e di no corso, perché chi un marito è corso, allora e finisce parlando, se lo interessa, parla di un plurilinguismo, e invece considera il plurilinguismo come spesso una difficoltà, dice quanto è un vantaggio. E io di sicuro sono d'accordo con Side Agusti e penso che qui in generale la gente è d'accordo. Allora, Lidia Morfino è venuta da studente qui. Studente, diciamo, in fin di ciclo che corrisponderia a poco presto in noi a un master. È venuta e dopo aver fatto un soggiorno importantissimo in Spagna, dove la contava, ha imparato lo spagnolo, si è appassionata per lo spagnolo e contava di passare e di usare lo spagnolo per fare la sua lingua, diciamo, professionale. E poi è sbarcata in Bastia, quando lui c'era al consolato d'Italia in Bastia, e gli è stata ammaggiolata, diciamo, da esumie tra corso e siciliano, corso italiano di sicuro, ma corso e siciliano. E in più ha lavorato in un associo che si chiama CARI e che gli è incaricato di sviluppare, diciamo,
l'amicizia tra italiani di Vora e italiani, diciamo, di Abbeni sulla Italiana. E oggi è animatrice in Bastia in stesso tempo di un festival di un cinema italiano. Che si occupa con René Viale e poi dopo un'altra persona a un studio in Bastia. Dunque è un bel esempio a tempo di integrazione e di fedeltà all'origine, come la dice con assai eloquenza. Spesso noi quando noi guardiamo e che noi sentiamo italiani che parlano, siamo appena gelosi perché hanno una facilità e un ritmo, spesso è anche difficile a seguire, ma è un piacere per la mente e di noi per la speculazione intellettuale. Allora, ciò che è importante in l'esempio della Sicilia e soprattutto in sa Vilma d'Agui, è la contraddizione, mi si pare, la contraddizione fondamentale, la contraddizione strutturale che fa a diglossia tra la lingua alta e la lingua bassa, tra la lingua minorizzata, ma che non è mica affatto minorizzata, e che infatti è a certi momenti anche sopravvalorizzata. Avete sicuramente qui riconosciuto qui l'applicazione sicuramente di corsi che avete seguito, forse sto poco, con i vostri... Beh, giusto appunto, se voi volete parlare appena di ciò che abbiamo visto stamani in sociolinguistica, non patois, dialetto, lingua, volete dare appena un parere di ciò che abbiamo visto? Luc Antoine. Parte u siciliano, un dialogo patois o lingua? Jean-Phi. Io tenho una domanda, una non da avere con questa domanda qui, ma mi potrà rispondere. Volevo sapere, al principio dice, per me il siciliano è la lingua di cuore, ma politicamente io sono italiano, dite. E l'insieme della popolazione in Sicilia che penso sta a fare un parere personale. Può che c'è una mossa generale in Sicilia, una un movimento di per assicurare la lingua, una o allora se è giusto una lingua così che si parla in casa, ma una vuole non mica sviluppare, una so. Beh, come tutti i lingue minorizzati, il siciliano, corso, è vero che c'è questa doppia dimensione di lingua di Ucori, che è la lingua bassa, diciamo, e la lingua di Upani, di l'economia, che è la lingua alta, che è il francese o l'italiano. E c'è in questi popoli qui appena, non so mica, è proprio una schizofrenia, perché siamo appena tra i due. Abbiamo stato attaccati alla lingua di Ucori, ma a tempo siamo attaccati alla lingua francese o di Upani. E non conosco mica la situazione siciliana proprio, forse che voi la conoscete. Grazie. Allora, infatti come la diceva Marina, la situazione siciliana e la situazione corsa, se voi la viginate, la paragonate, vedrete tante somiglie. Sono sicuro che ciò che abbiamo detto qui va rammintato una poche cose che avete inteso in famiglia. Sono questi fenomeni che i sociolinguisti, in particolare i sociolinguisti catalani, sono andati a filigare, hanno ispettato, esaminato e che hanno fatto sorte ciò che l'hanno chiamato l'auto-odi, l'odio di se stesso, ma l'odio di se stesso interviene in certi momenti, solo in certi momenti e in certi contesti. Quando vedete, come la rammentava Marina, quando avete un'occasione di parola che è stratificata e specializzata, secondo il contesto, secondo l'interlocutore,
secondo diciamo, l'impegno anche di ciò che vi domandate, langue du pain, langue du cœur, e allora i comportamenti non sono mica gli stessi, i comportamenti di una persona, di un soggetto parlante, non sono mica gli stessi, perché che un linguaggio, a parola che l'esperienza e a parola che gli hanno a questo momento così, non è mica solo una questione di lingua, è una questione di contatto con l'altro, e l'altro rappresenta qualcosa, rappresenta un peso sociale, rappresenta un interlocutore che è capace a di sì o di no, a sentirmi o a ricusarmi, voglio dire qualcosa. Avevi un'altra domanda e volevo sapere se il siciliano era allo stesso livello sociale di radio che l'italiano, se era un po' una lingua sottomessa alla lingua nazionale che l'italiano. È sottomesso, è sottomesso, ma come la dice nell'intervista, c'è anche gente che dice che l'italiano bene da un siciliano. C'è una riconoscenza di italiano verso il siciliano perché dice Ligia Morfin che il siciliano è la prima letteratura di penisola italiana, posto che ciò la sapeva che la lingua italiana non è mica naturale in Italia, posto che al principio c'erano parecchi dialetti, ci sono sempre. Signori. e che infatti l'italiano non è che il toscano, e il toscano si è sparso in tutta l'Italia, mentre la costruzione di un paese italiano e che un nemico ha la sua lingua originale. E qui il siciliano è la prima lingua della letteratura italiana, anche Dante a dice, e c'è una riconoscenza, ma ora le cose sono cambiate, la letteratura siciliana non è più ciò che era, e c'è un rapporto di forza di sicuro tra la lingua dominata e la lingua dominante. Allora, per provare a fare la sintesi, perché quando si fa il paragone tra le situazioni ci sono due tendenze che sono contraddittorie. Una che ci impunta a vedere tutto ciò che scherza e una tutto ciò che assomiglia, tutto ciò che apparineggia le situazioni. Allora, forse per capire ciò che si passa in noi ci vuole arrivare a ciò che si è detto a un momento dato, questa specie di opposizione tra lingua di augure e lingua di un resto, bene di lingua di urbane, ci vuole forse andare a filigrare davanti di studi di un sociolinguista che ha creato, si può dire, la sociolinguistica francese negli anni 70-80, e chi è stato Robert Laffont, che era a Montpellier, che aveva sicuramente studiati un'epoca di sud-est, e lo parla a un momento dato di nevrose diglossique. Allora, quando lui dice nevrose diglossique o neurosi diglossica, come lo dice, vuol dire che la diglossia si è trasposta dall'ambiente che ingira il soggetto al soggetto è lo stesso. Il soggetto è lo stesso in una sua costituzione psicanalitica che diventa il teatro della diglossia. E questa si basa a un certo momento dell'evoluzione della società, quando le cose non sono più solo vora, ma sono diventate diciamo ciò che fa e muove il soggetto psicanalitico, il soggetto parlante, quello che quando è in situazione di parlare sceglie una o l'altra lingua secondo ciò che gli si pare che l'ha da portare come profitto o come discapito l'uso di una o l'altra lingua, perché se due lingue insieme portano un conflitto. E vedete come un soggetto qui, quando lui parla della sua esperienza, ha tendenza a essere in contraddizione, parecchie volte si ribiglia,
dice lingua, dice no, ma lingua, ma è un dialetto, è una lingua, è un dialetto. E potremmo dirgli stessa affare noi, mica oggi, perché noi abbiamo abolito a parola dialetto, se voi guardate bene, non si sente più, ma bastava essere prima degli anni 70 per sentire un dialetto. La gente per parlare di o dicevano un mo parlare o dicevano un mo dialetto, non dicevano mai a mo lingua. Impossibile. Invece oggi è questo è un segno, se volete, che la società corsa è cambiata assai in 30 anni, in 30-40 anni, è passata da una coscienza, si può dire, dialettale a una coscienza linguistica, e che per questo d'altronde che ci sono i movimenti che domandano, infine i movimenti, che c'è l'assemblea di Corsica che domanda la ufficialità. Per arrivare a una lingua patois o dialetto, ci vuole precisare di noi che infatti le lingue in se stesse non hanno nessuna qualità e che tutte le lingue si allineano. Dunque, c'è una costruzione e ciò che a noi ci pare naturale quando noi abbiamo scontrato non so mica apposta o chi ci pare naturale di parlare in francese, infatti non è mica naturale, c'è una scelta che abbiamo fatto di modo incosciente e c'è una riflessione, c'è qualcosa di costruito. E qui vale per tutte le lingue, infatti non è mica naturale di parlare tal o tal lingua, c'è una costruzione e già appena ciò che abbiamo visto stamani con Romano Corona, abbiamo detto che patois, dialetto o lingua, infatti c'è per disprezzare una lingua, per valorizzare un'altra e c'è una costruzione mentale che infatti vale solo in sociolinguistica, perché in linguistica tutte le lingue sono uguali. Chi facciamo? Figliolemo il secondo strato? No, potremmo continuare a parlare. Yeah. Yeah. Non siamo mica bei qui. Parliamo un po'. Yeah. Siamo bestemmiati. Ma come la vi pare? Figliolemo, no? Chi c'è da dire dopo? Ah, yeah. Allora, ciò che ti davo da dopo, infatti, l'anno scorso abbiamo fatto un corso con Patrizia Catacega e c'era un progetto intorno a Sicilia e le isole del Mediterraneo in generale. E dunque questo progetto l'abbiamo fatto con Jean-Baptiste, Luc Antoine e Matteo. Ci siamo interessati appena a letteratura, a lingua, a cultura. E così abbiamo fatto appena un percorso dell'isola, abbiamo scoperto l'isola di Sicilia, che non è tanto lontana. E Vilago Ed. Dunque, Zideli, grazie ad essere giunti qui al centro culturale, oggi contrasta nanta udem di l'insularità. Dunque, qui siamo in Corsica, un'isola. Allora, per voi cosa rappresenta? Cosa vi porta o cosa vi caccia o fatto di essere un'isola e se avete questa coscienza di isolano o no? L'isola per voi che è apertura, chiusura, problemi o allora non so, e nel vostro immaginario come si passa, quest'isola dei vostri ramen, dei vostri sogni, ma quest'isola di non è la sua realtà. Dunque, Biba su microfono, quale chi vuole cominciare ad usare? Allora, Elone mi dicono, dunque cominciamo con Elone. Allora, via il microfono qui, vieni a usare qui, vieni. L'isola per noi è campata come una realtà quotidiana. Bon, sicuro ci vediamo queste isolane quando c'è la franca al mare più che quando noi siamo qui, ma ci sono certe difficoltà più o meno per rapporto al trasporto e al commercio che siamo privati di tanto in tanto, ma sinon non mi pare mica una difficoltà tremenda di essere isolano.
E ci campiamo qui, dunque non pone mica problema. Un altro barret. Allez. Metti, allez. Fais-moi. Bon. Allora, di chi tema? Allora, insomma, l'insularità per te, chi rappresenta l'insularità in generale? In generale la dita un poco marina, che è una situazione particolare perché non siamo mica legati a un continente, dunque a certi livelli è complicato per via di trasporti e tutto che, ma oggi la situazione isolana con i mesi d'oggi non è mica qualcosa di difficile. Dunque, per voi può simbolizzare di noi un'apertura e se le un caso qual è essa? Abbiamo parlato di problemi di trasporto, ma c'è di noi qualcosa che ci apre tanta cosa? Beh, può essere qualcosa di bello, per esempio per il turismo, perché abbiamo fatto di essere un'isola, la natura si è sviluppata di maniera appena scontata, per esempio di un continente, fa che noi abbiamo qualcosa che non si può mica trovare in altrove, che là sia appena duro, per gli animali, per tutto questo. Ho fatto di essere un'isola. Ci siamo sviluppati di maniera differente da un continente o da altre isole. Allora, l'altro giorno c'è qualche sia che mi ha parlato di uso immaginario e che quando si trattava di isola pensava ai cocotier. Parlaci appena. Dunque tu quando lo si dice, quando lo si ammenta l'isola, non pensi mica a Corsica, ma no, all'altra isola, qual è? Nel mio immaginario le isole sono piuttosto così, un mare, un cotier, i musoli, tranquilli, ma la realtà non è mica così. Allora, cos'è che ti piace pensare a questo? Ti ho un sogno questo, allora forse è da letture. Allora, qual è? Di Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, da quando tu sei zidello. Dunque, questa è stata impressa come immagine dell'isola, solitudine, cocotier, dunque l'isola diremo lontane da noi. Di Caraibi. Di Caraibi, dunque, e a Corsica per te, quando tu arrivi a Madina, os intimi descono un'isola o no? Dunque. Cos'è che ti face pensare che tu sia in un'isola? Di comunque calmo, i trasporti sono pochi, il prezzo dell'essenza, della roba. Allora, qui ci parli di un'isola poco popolata come le a Corsica, ma se non pensiamo a altre isole come l'Inghilterra, come tante isole come la Sardegna, che è assai più popolata che la nostra, non sono mica isole calme, fine, qui di noi, de orto non è mica calmo, manco se noi siamo pochi. L'Inghilterra per me è più un'isola, perché ci vuole un nero. D'accordo, dunque ci sale a guardare ferma fino a un continente. Dunque a te ti caccia l'impressione che è un'isola. D'accordo, quello che voleva parlare di noi. Parlatemi appena di l'isola in della letteratura. O allora a strafare, Marie-Michel? Allez, hai scritto qualcosa? Tu? Allez, continuiamo. Io compagno mica mangiare un microfono. Di che dire letteratura? Metti il microfono qui. Letteratura, ciò che tu vuoi.
Siamo nanta Udema l'isola Rida, Beh, l'isola di Rida, tutti i lavoratori hanno scritto nanta l'isola. In Corsica c'è stato Giacomo Busina che ha scritto l'isola. Dopo Patrizia Catagela. E poi d'altri, di Berra. Donc pensi di un fatto che l'abbiano scritto nanta l'isola, di un fatto che li siano isolani agli stessi. Di l'isola. No, per esempio quelli che stanno in Parigi non possono mica scrivere nanta l'isola. Pourtant, già avevamo racconti, viaggiatori, oppure Voilà, ma quelli che hanno viaggiato. turisti in generale, diceva così. Ma dopo Ricordiamoci un tempo la letteratura esotica, che giusto appunto mi piace pensare che dice al vostro amico Ansora, di che questa letteratura esotica è esistita, dopo aver, quando gli gente partivano deste isole a scoprire a voler fare fortuna, e che li scrivevano, hanno scritto romanzo, e d'altronde nell'ultimo romanzo Iago Mudier, o Alcone, si vedeva che scoprimmo a Marc Chadorne, che è giusto appunto un autore che ha scritto nanta l'isole e o filo questa letteratura esotica. Ecco, allora continuate. quelli che vuole dire qualcosa. Forse Gilbert. Gilbert metteva un microfono davanti a bocca. No, è una denunta di specifico. Posso dare un mio parere, posso dire che penso che il fatto di campare in un'isola può far parte di una legge identitaria tra le genti. Penso che è un fatto comune a tutti i popoli isolani. Dopo si taglia di come risento la mensolarità, che non è mica di che tutti i mattini quando mi rizzo mi sento isolato, non è mica vero, che risento la mensolarità come le altre persone nanzi, o quando già fai le mie commissioni per esempio, che a vita è più cara che in un continente. Si può risentire così. Dopo ci sono tanti altri esempi, perché abbiamo tutti a modo differente a conoscere sulla vita. Era un mio parere. Bravo. Allora, lasci, come aggampate la vostra insolarità? Allora, io penso che abbiamo fatto un giro e penso come amici, sento che sono isolata quando più l'avvio o a te, per esempio, ma quasi no. Perché quando tu pigli l'avion a te? Perché poi pigli l'avion per andare da un punto di un continente a un altro. Ma c'è un mare, donc di una... Ma bon, quando tu sei nell'avion, se tu fai 18, non ti accorgi che non c'è un mare. Allora, una zona, no, come mi sento isolata? No, non mica. E pourtant tu ti senti isolata? Comunque. Ma non sai mica spiegare perché? No. E ripeto all'altre isole del Mediterraneo, come vi sentite? E conoscete o no? Pensate che c'è una mancanza dal suo punto di vista? L'Elba, la Sardegna, la Sicilia. Che contatti avevamo o non avevamo mica con queste isole qui che sono le nostre vicine? Chi lei ha? Penso che a lei tra le altre isole del Mediterraneo era più in un passato che ora. In antichità penso che c'erano assai più scambi che ora.
allora se non riflettiamo ci vuole più tempo per fare Bonifacio Sardegna 50 minuti, un'ora, che a Ajaccio Parigi. Donc bon, i rapporti sono scambiati completamente. E per l'isola stessa ci vuole 3 ore per andare in Bastiglia, Ajaccio Bastiglia, che per andare in continente. Dunque l'isola stessa è una storia, un movimento, diciamo, la strada comunque è lunga, ma che è specifico a Corsica perché è una montagna. In Sardegna non è mica così, le strade sono più... Di noi forse c'è anche una volontà di lagare una rete stradale come lei, perché si potrebbe acconciare in un'altra maniera, aveva un tunnello che fece raggiungere Ajaccio Bastiglia, non si verrà forse mai, ma bon, non è mica a questione della montagna, perché ci sono dei luoghi in due montagne sono sbaccate, il tunnel du Mont Blanc, admettiamo, basta, e taglia la montagna, dunque forse di noi una volontà politica di lagare una rete stradale così, di modo a far funzionare parecchi aeroporti, non so mica, dunque ci sono questioni che sono specifiche a Corsica, ma hai parlato di rapporti con la Sardegna, chi lei avevamo, Matteo, detto che si poneva a zinco con la Sardegna? E bon, avevamo parlato di trasporti, ma penso che a livello culturale c'è un'altra visione di cose, perché siamo di più, appare meglio, siamo di più vicino a Sardegna e alle altre isole di Mediterraneo che a Francia, per me. Ci sono assai scambi a livello culturale, scontri, canzoni fatte da Sardegna per noi, da noi per Sardegna, penso mi veniva a mente così un testo di Gian Federico Terrazzoni su Isurre di quali stessa fede di eterni ribedi con l'alma concedi, bon, riflette un po' la fraternità che c'è tra noi e le isole di Mediterraneo. Dunque, per me c'è di più a livello culturale una linea forte tra l'isola di Mediterraneo che il continente. E tanto più con la Sardegna, soprattutto per la Sardegna. Si passa da un pochi d'anni, un pochi di affari che impuntano, non sto fatto qui, sta lì, penso a Interreg qualche anno fa, e poi c'è di noi a relazione economica con Azzurra. Dunque scambi importanti, ma di per chi i sotanacci hanno di più rapporti con la Sardegna che i sopranacci. Io probabilmente non chi un madalenino e un gadoreso è un corso. Un gadoreso è un corso. E poi c'è l'isola di Maddalena, no? L'isola di Maddalena è un madalenino che si assomiglia assai a un sartineso e che non è mica un dialetto italiano, è un dialetto che si assomiglia assai a un oscio. Potremmo dire che un madalenino faccia parte della lingua corsa. Ecco, questo è interessante, quest'isola giusto appunto, Maddalena, che è culturalmente un aspetto interessante per la Corsica. Quando leggi un poema di un autore madalenino, Giancarlo Truscheri, è assai impressionante, tanto si avvicina di un sartineso. Allora, come ci si va a Maddalena? Da Corsica ci si può andare o no? È sicuro, io è sicuro. Chiediamo un batteo per andare in Sardegna, in Santa Teresa, andiamo in Palau e dopo 10 minuti di navetta per andare a Maddalena, o allora chiediamo direttamente un batteo che va di Bonifacio a Maddalena, c'è un'ora di traghetto. Un batteo che va da Bonifacio a Maddalena? No, non c'è mica, ma un batteo privato, una locazione, d'accordo. Ma di quanto è abbastanza complicato per andare. Fine. Se tu passa per la Sardegna, non c'è mica una lea diretta. Da Maddalena c'è altrettanto traghetto per andare in Bastiglia, per esempio. È anche meno. C'è un'ora e mezza, 2 ore. Basta pigliare un mare. Basta pigliare un mare. D'accordo.
Bon, allora a Sardegna, stale, e con la strisule. Bon, io posso parlare appena di Bastiglia, quelli che Bastiaccio. L'isola d'Elba che ne avevamo tutte le mani che si pesa, a ubisa di usole, di un nostro orizzonte a noi bastigliacci e portanto di un'isola che pochi conoscono. Una volta all'anno c'è un battello che porta gente che vuole andare a visitare. Ma di vera che i rapporti di radio mica con l'isola, ma con la Toscana sono stati forti a un momento dato. Dunque, qui non si tratta più di isola, ma di isola continente, di radio. E dunque, secondo i luoghi in cui noi siamo, i rapporti si stabiliscono di modo differente. E allora si sa che c'è di noi i contatti che sono pigliati da su nuova collettività con i Baleari. Ho visto l'altro giorno che Juan Guido Dalamoni era andato a fare una visita qua, no, mica Juan Guido, Acquaviva. Dunque, e dice che lo giuria settore per andare in Mallorca. E invece chi sappiamo qui, ecco, dunque, provano a mettere in piazza un'alea aerea di radio che ci permette di raggiungere i Baleari in più poco tempo, perché siamo isole vicine. Lili, chi ci dici tu? Tu, a Valanina, senza orizzonte isolano, perché qui in Valagna non c'è nulla. Viete a Corsica come lei, a Corsica, Matteo Ello e con Reboli, come si chiama Gilbert, e li vedono a Sardegna, vedono anche a Maddalena, a Vide. Si vede o no? No, c'è con tu qua, è lontano, è lontano. Vedo tempo con fortuna io, ma bon, già sai. E poi dopo ci sono gli isole Basciaglie, no? Non so come mica sai risegnato un altro soggetto per fare un dibattito così, ma aiuta. No, ma trova da radio non t'ho soggetto pa. Bon, perché hanno in l'isola dove gli portavano gli animali a pasce, francando il mare, quella che lì ha delle gorne e le pecore non tagliatelli, a marinera che si chiama. E dunque ieri per in Balagna non si vede nulla, c'è l'orizzonte, c'è solo il mare. Allora, come risenti tu questa situazione lì, tu a Valagnina? Non so, è piacevole di vedere calmare, no? Non so, forse sì. On cambia tanto, per me on cambia tanto di Valagna o di Bolivar o di Sardegna. Per me è deliziosa. E se fai bello tempo, andare a strada per andarsi in Ponteleccia, andare a Valagnina, ci vede sempre a Francia, qualche volta. E poi quando andate a Valagnina si vede l'isola rossa, dunque c'è isolotto che tu vedi quando ti affacchi. Dunque un orizzonte assai sfarente secondo dove noi siamo. Bon, qualcosa a dire, tu non hai mica parlato. Ah, beh, che hai su voi in mano, forse hai già scritto qualcosa. Relazione con il mare, che non sul mare era qualcosa di pericoloso, perché i nostri vecchi, quando parlavano di un mare, avevano la paura che l'invasore che giungevano per il mare. Voilà.
meno dopo ci sono i migranti, ma boh. Avevano tanto un pericolo di gente che è povera, che è disgraziata. Poi ero giù, sbarcaiano centinaia e centinaia di curdi no golfo di Paragon e sono affacati così quel sorta tipo numerosi e andai in scuola era qualcosa di particolare per me perché centinaia di tipi così poveri, senza mezzi, senza stracci e dormivano tutti al ginnasio, al Cosec. Ti ne vedi io, Gilbert? Io vengo, ti lascio finire. E io ho già finito. Era qualcosa di particolare per noi. Bon, oggi siamo di più abituati perché un testo tutti faccio che abbiamo l'abitudine di vedere, di conoscere questa, ma all'epoca, io no 10 anni, io ero in sesta, dunque 10 anni, dunque era una situazione assai particolare per noi. Noi siamo un popolo solidale che No, io penso che il disgraziamento, come risentiamo la nostra insularità, penso che la nostra visione è stata modificata dalla letteratura francese stessa, da Mérimée e Colomba, dai Frères Corse di Dumas e tanti altri libri, tante altre scritture, anche di scrittura corsa, la letteratura in generale, ha influenzato la nostra visione, penso, perché sempre ci vediamo come ci diamo qualità a un popolo, un nostro popolo. Non si può mica fare così, di una forma di razzismo positivo, non si può mica dire un popolo è più ciò che noi vogliamo che un altro. Penso che non si può mica fare così. Di più quando sento siamo un popolo ospitaliero, che non ci credo mica, solidari, che non ci credo mica, veramente non ci credo mica perché non siamo mica solidari tra di noi. Penso che non siamo mica solidari con la gente d'altro, penso che non è mica possibile. Era come pare. Forse che non i valori, forse che tempi fa era così, c'era di più solidarietà perché la gente era povera e che ci voleva aiutarsi in paesi per la comunità stessa. Ma ouais, è vero che solidarietà non si ne vede poco. Fuori sono stati solidari per la Sardegna quando ci sono stati l'inondazione. Ma aussi un popolo non può mica avere i valori sono personali. E in più penso che è una forma di darsi un'identità di peta a un altro, per differenziarsi,
differenziarsi e in un paese, in una posizione per farsi valere, di un continente che è più individualista e di noi non siamo mica così perché siamo un'isola e abbiamo altri valori, di l'altri. E dunque dici tu che i valori sono individuali, no? Ma bon, di beraghi, fin di conto, ciò che lo si può dire è che non siamo né meglio né peggio, che ci sono l'occasione che facciano che un popolo può essere solidario, io l'ho vista in certe occasioni, si può vedere in una manifestazione qualunque di solidarietà per qualche sì, bon. E poi dopo ci sono di momenti che la gente non ne manca appena solidaria l'altro, di quello che fa la limosina anche radio, eccetera. Dunque, né peggio né meglio. Donc avete dato tutti i vostri pareri che dirà interessantissimo. Di beta immigranti di bera che un Mediterraneo di un teatro di ste guerre di ste migrazioni qui che sono drammatiche, donc è difficile di portare una soluzione perché ci sono migliaia e migliaia di gente che partono per fuggire la miseria. Donc, o passo io ogni viaggio è stato un esempio di solidarietà, di una onda di solidarietà, perché la gente qui è stata accolta, la nuova mondiale, la gente sono andate a portare i vestiti, donc, quando avevamo l'occasione di aiutare, che lui la mandava qualcosa in Italia, di noi, perché io, admettiamo, mi sono intesa concernata per su terremoto d'Italia che c'è stato poco fa, perché chi sento che è un paese vicino e di vera che forse mi sento ancora di più concernata, non so mica perché chi c'è una lea forza con l'Italia in della memoria che mi porta a andare subito a fare un gesto anche ad aiutare. Dunque, cosa di più, non so mica, vuoi dire qualcosa? Non ti dico così? No, non ti sul gigetto. Qualcosa di l'isola come concetto in letteratura e in filosofia, che l'isola è un luogo dove tutto è possibile, forse è un luogo inventato per il bisogno della storia, è un teatro di tutte le emozioni dell'uomo, di gioia, tristezza, rabbia, tutti gli intimi, e spiazzare la storia in un'isola permette di far diventare tutto possibile. E, per esempio c'è Thomas More che aveva scritto l'Utopie, ecco, che si trova in un'isola. Dopo c'è anche Marivaux, l'île des esclaves, dove qui l'isola diventa un luogo dove gli schiavi non sono più schiavi, tutto è possibile nell'isola. Per gli scrittori di continenti c'è una visione particolare di l'isola. Una visione proprio utopica di noi. Dunque, isola, utopia, fantasimo. Ecco, dunque, l'isola che campa nella nostra memoria, a nostra rama, al nostro desiderio, forse non è mica l'isola che noi campiamo tutti i giorni, di que, ma di interessante di noi, di nutrisce l'immaginario con la letteratura. E parlava lui Mérimée di Dumas, e di vera che questi hanno dato una sua visione, l'isola, che è una visione romantica, ma se noi pensiamo a Corsica vista dall'altro, i corsi a Spalluzzera, tutti questi corsi che sono perduti e che campavano a Corsica proprio come un'utopia, un fantasma, qualcosa che li campavano, non era mica una realtà. E fin di conto tutta questa visione di un corso di Metimo che è stata colportata
o corso con vuole lavorare, o corso che fa jazzista, tutto quello, una specie di rigadura di un corso tramandata da un continente, è vero che certe volte i corsi gli stessi hanno recuperato questa visione qui di un corso per tramandarla, sia delle canzoni, o sia dell'andature. Ecco, dunque, ciò che noi possiamo dire, in fin di conto, è che la visione dell'isola, l'intimo e l'insularità, è assai complesso, non è mica semplice. L'hai spiegata bene, l'avete spiegata a tutti, e vediamo qui che attraverso i vostri barè e visione dell'isola sono a tempo una e parecchie. Ecco, vi ringrazio, penso che adesso sia interessante. Nicola, ti ringraziamo e grazie al pubblico che ti è venuto numeroso. Dopo aver filmato un piccolo filmetto, io penso poco preso come Marina ha detto, è vero che c'è questo problema di trasporto, di tutto questo, ma mi penso mica essere isolata, sono in un'isola ma mica isolata. Voilà. Io penso che è un ingrandato non ha un territorio, una certa e abbiamo piato un'abitudine e penso che qualche sia che campa in un paese abbastanza grande, se lo viene in Corsica, io di sicuro ad avere come si dice, può avere un sintomo appena desincrosto, perché non ha mica l'abitudine, ma noi non abbiamo mica campato non un continente o siamo sempre stati qui, allora penso che per quelli che campano non all'isola è solamente un'abitudine, non siamo mica imprigionati perché abbiamo la possibilità di viaggiare, di parte di qui, di vedere il mondo in giro a noi e voilà. Dice benissimo anche poco se tu trovi mica a certi momenti le parole per spiegare, perché so a fare che non risentiamo, so a fare che non risentiamo, sì, l'intimo dell'isola, la realtà dell'isola, è di noi l'intimo dell'isola e per ognuno, come tu l'hai detta, come poi l'avete detta benissimo, è una questione d'abitudine. Io posso contare un piccolo fatto, mi posso permettere un'aneddota così. Una sera ricevo un mail che mi parlava di un colloquio all'isolement des îles. L'isolement des îles. E bon, ho detto questa e sono andato a cenarmi di Razzezzo. C'era proprio Razzezzo. E l'indomani mattina ho capito perché. Ho aperto le finestre, sto in Biguglia e in faccia a me c'è 3 isole, c'è Capraia, c'è l'Elba e Montecristo. Ho aperto le finestre e le ho viste tutte e 3 e collato allo stesso tempo sotto la finestra ho piantato un'epoca fa, in particolare un gelsomino e mi ha rammentato la storia di un gelsomino. La leggenda di un gelsomino, perché la leggenda dice che c'era un ortolano di medici che erano arciduchi, come voi sapete, di Firenze, e che avevano, che il gelsomino era per elli
una pianta così nobile che l'avevano difeso di coltivarla, sommo un'era mica nobile. E su sortolano così, all'appiatto, ha rubato un pezzo di gelsomino e l'ha portato a sua innamorata. E io ho scritto un poema da questo, che si chiama Quelli dell'isola. E in due, se volete, ho spiegato tutto il piacere che ci può essere a essere in un'isola, e soprattutto un'isola come questa qui, come la nostra, che è, infatti, per certi a Corsica non è mica un'isola, perché per essere a definizione dell'isola, per certi filosofi, per certi antropologi, un'isola ci vuole che la sia sola, in un mare. Invece noi, sapete che siamo in un arcipelago. Questo arcipelago che tiene giusto appunto l'Elba, Montecristo, e Capraia e poi une poche altre, di un arcipelago toscano. E forse di un luogo di cultura, no? Poi quando poi passate per Accaduta, i passati per Iauatello ed andare di sbarcare in Livorno e poi dopo di là e dice, non avete mica l'idea di sedioso, manca appena, visto che avete accesso a una cultura millenaria di parecchi secoli. Dunque, ecco, l'insularità è una realtà geografica, ma è di non una realtà inventata. In più di questa ci sono certi filosofi che hanno detto, in particolare per la Corsica, che c'è un legame particolare, proprio quasi inedito, tra la maniera che i corsi sentono le cose e l'isola che in dove stanno. E c'è in particolare un filosofo portoghese, José Gil, che parlando di Corsica e di un rapporto di Corsica a Corsica, parla du grand corps primitif de l'île. Appena come se ognuno di noi, nella sua realtà fisica, nella sua individualità, si sentiva parente stretto con la terra dell'isola. Dunque, è per questo che dice José Gil che quando lui si face male a terra di Corsica, si face male a ogni corso. Una questione di identità fisica e di identità quasi metafisica, si può dire. Vous troverete la corse entre la liberté et la terreur, José Gil, Mario de Biolani, c'era uno che si è interessato proprio da vicino a Corsica. E c'è qui una specie di base bene permanente tra la realtà fisica o reale fisico e poi dopo l'idea identitaria quasi. E è per questo che quando mi si domanda, ma non potete mica rispondere. E quando risponde chi è un lume o chi è, ma so a fare che può campare e basta. Non siamo mica bezzi a sentire queste lingue così, infine non so voi, ma vi rendete conto che lo può essere assomiglia a parentia linguistica, genetica dal punto di vista linguistico, che vi permette di avere un accesso, pure se come tu l'hai detta, parziale, a una lingua, per dire che è una cosa per andare, se la casca così, per andare a Saibio là. E queste sono le realtà di parentie linguistiche, che dopo, quando le lingue si elaborano, si perde coscienza di questo.
E dunque il plurilinguismo spesso ci porta giusto appunto a riscoprire un'epoca di potenzialità che ne avevamo in noi, in delle lingue che non conosciamo, che le sia, quale lo sia il suo statuto, lingua, dialetto, parlata, eccetera, eccetera, anche battua, per certi, e poi dopo è la possibilità, diciamo, di investire le capacità di ognuno per dire un mondo. Io ti ho una domanda, piuttosto una rimarca, mica una domanda. E ho rimarcato quando abbiamo lavorato nel soggetto guida a Sicilia con Madame Michele Gattaceghe e voi, Monsieur Thier. Ho rimarcato, perché ho passato un po' di tempo in Sardegna, un consumo sarcinese, si assomiglia assai ai sarcinesi, o vecchio sarcinese parlato dai più vecchi, mica tanto dai più giovani, da qua. Ma i più vecchi hanno una vera pronuncia di Ciarac, per esempio, in parole Ida, come le impulse danteso dans questa video qui, parecchie parole, mi viene qui a mente, ma ci sono altri. Ma c'è veramente, d'altronde, non so se c'è una relazione tra la Sicilia e i sarcinesi, in particolare i sarcinesi, on trova tanto relazione con altre città in Corsica, ma c'è veramente una somiglia tra i due parlati. E allora, senza entrare in dei dettagli, diciamo, specializzati, ci vuole immaginare, ci vuole fare differenza tra lo stato attuale in due a nostra coscienza di esperire una lingua che è condizionata da, diciamo, a geopolitica, in dove ci sono le frontiere. E questo non potremmo mica lasciare accanto che da una banda c'è un paese che si chiama l'Italia e dall'altra banda un paese che si chiama la Francia, in 2G, a Corsica. Dunque, questa frontiera, diciamo, che è una frontiera costruita per via di una volontà politica e storica a un momento dato, forse che ci piatta a realtà di una somiglia che viene da una parentia antica quando che non c'erano mica sistemi, diciamo, glottopolitici che spartiano il mondo in denosimo. Ed è questa che può spiegare, d'altronde se voi domandate a un linguista o se voi leggete i suoi lavori come Giovanni Giorboli, vi dicerà a certi momenti, appoggiandosi in una sintassa, di non andare a fonologia e di non andare a lessico, di sicuro, ma di più andare a sintassa e a morfologia, vi dicerà che un'epoca fatti somiglia vengono da spergiera Elena, greca, nata tutta la vasca mediterranea e in particolare nata i territori che avete insegnato, l'Italia di Sud e ciò che noi chiamiamo l'Italia di Sud e poi dopo ciò che si chiama d'altronde la Grande Grèce in geografia e poi dopo a Corsica. Invece ci vuole immaginare un luogo, una disposizione, una distribuzione dei territori differente di ciò che è oggi. Oggi c'è la frontiera, pur se non è mica fisicamente materializzata, è appena come per l'isola prima, è qualcosa che noi risentiamo. Quando poi passate la frontiera non c'è nulla fuori il vestito, diciamo, di doganiero che cambia, non c'è nulla che vi dice. Un mare non mi dice mica dove è lì la frontiera, eppure c'è. Ecco. Ma quando si pensa che a un momento dato il trasporto tra il continente e l'isola era un vatello, e solo un vatello, tanto si capisce bene che quel che sia che passa
da una sponda all'altra, porta non solo a roba, non solo a sua persona, ma di noi a sua lingua. Perché per andare sia a comprare, sia a vendere, a barattare, è obbligato a parlare. E dunque chi quando lo parla, fa così o a ratto anche di fenomeni linguistici che appartengono a un territorio bello odioso a principio, ma che sempre per via che c'è un ratto. E per questo che oggi constatiamo di qui c'è a doppia D o altri affari. In Romagna è dunque ho sito dell'associo di sostegno al centro culturale Università di Corsica, infatti è stato creato, non mi ricordo manco più, 20 anni fa forse, e tutti i 15 giorni face una messa a giorno. Nanta è rubriche che voi avete qui, dunque avete l'associo, a letteratura e poi dopo imparare un corso che è un metodo di imparare a distanza. Dunque chi seguita e le cose sono incartate secondo la carta europea di differenti livelli di lingua, dunque c'è un livello per i principianti, un livello 1 o A, un livello B o 2, che per quelli che hanno già una certa maneggia di un corso, e poi dopo un livello 3 per i confermati. Ogni livello è spartito in due livelli, sottolivelli, ciò che fa che quello che seguita tutto, si può scrivere in 2 ore secondo le sue competenze, di un'imparare, diciamo, di un metodo individuale, dunque ognuno piglia ciò che lo vuole, c'è un sistema di valutazione di competenze e di conoscenze che è di noi individuale e di anonimo. Ai giorni d'oggi, vi dico stamane, c'è 1800 e qualcosa, 50 persone che guidano da soli, in particolare gente che sono scritte qui e che non hanno mica la possibilità di seguire un corso, gente che lavorano altrove, di una fare così. Dunque, sul sito Inter-Romagna, in particolare imparare un corso è aiutato da GTC finanziariamente, perché è un lavoro permanente, ed è alimentato da un centro culturale e poi dopo una poche persone quando le vuole. Dunque, se avete testi da far conoscere, da pubblicare, i potete mandare all'associo, l'associo, l'indirizzo è asso.ccu, a2s.ccu arrobase chiocciola, come dicono gli italiani, wanadoo.fr. Dunque potete mandare questi, potete entrare qui, guardare ciò che volete e potete mandare roba. Dunque ci sono d'altronde certi che ne abbiamo convinto di darci elementi, penso a quel che sia che è qui e che è Filippa, Filippa che è qua là, fra poco vedrete una poche croniche della, ma è un luogo che è aperto a tutto ognuno. Se avete un testo da scrivere, se volete far conoscere un'idea, una produzione, ci mandate e subito che è possibile. A voi c'è roba assai, perché c'è assai gente che manda, ci sono gente che mandano uso memorio di corso, ci sono gente che mandano una prova così, prima di vedere, funziona appena come diciamo, ad aula di un editore, di noi. Ed è una maniera
spesso quando si sente che uomo a un lato scrive qualcosa, ma che non vuole mica fare un'opera da manta, un capo d'opera, è una maniera di metterlo in circolazione e di farlo conoscere, perché c'è a poco preso, c'è una migliaia di indirizzi che sono utilizzati, di indirizzi email che noi mandiamo tutti i 15 giorni. Dunque lavoriamo per noi, ma è a servizio di gente che vogliono, sia per fare consultazione dei documenti, sia per far conoscere i suoi. Allora, fra poco ci sarà a questo punto l'ultimo livello di imparare corso, viene in Sicilia e c'è una documentazione tremenda. A me mi ha domandato un lavoro scemo perché mi hanno domandato di fare di tutti i testi, dunque ho detto tutti i testi, ci ho passato proprio un tempo scemo, un mio giardino l'ho lasciato così all'abbandono, ma c'è di noi poche persone che hanno mandato da Sicilia, che ci hanno mandato a documentazione, vedrete quando lui uscirà, è proprio una gamba. E dunque ci sono i mezzi oggi, avremo per valorizzare, finisce la giornata questa, per valorizzare le lingue dette minori o minorizzate, abbiamo pochi mezzi che non dovremmo mica tutti i giorni, ed è un peccato perché chi so risolse tamante. Allora grazie per questo momento e poi dopo lavorate bene e a presto, a Becci.